Beh, direi che il governo Renzi è tutto secondo copione. Ovviamente un territorio come il Veneto, che paga 21 miliardi di tasse all'anno, che di fatto mantiene l'Italia, si ritrova a non avere nella stanza dei bottoni neanche un ministro. Governatore amareggiato per il mancato incarico a un politico o un tecnico della nostra regione nel nuovo esecutivo targato Matteo Renzi. Ora, dice, non resta che attendere intervenga sulle questioni più urgenti, crisi economica e lavoro in testa. E vorrà dire che dovremmo tenere alta la guardia, continuare a battere sui soliti temi, che sono quelli dell'occupazione, che sono quelli di avere le tasse nel nostro territorio e soprattutto chiedere che si taglino gli sprechi. Il neo premier assolto senza riserva dal sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, renziano doc. Penso, al di là della rappresentatività del Veneto come ministri, io penso sia fondamentale che il Veneto si faccia sentire con le proprie istanze e che vengano accolte le istanze che il Veneto solleva. Renzi rimandato a settembre senza appello da Leonardo Muraro. Parte col piede sbagliato e mi auguro che possa nel corso del suo mandato, se sarà lungo, ma questo ho molti dubbi, trovare una giustificazione o impegnarsi a sostituire un ministro con un nostro ministro veneto.